Anch'io speravo che magari ieri sera tornasse a casa, perché anche per dire il mio cane era lì che aspettava, giustamente ogni sera alle 6, 6 e mezza tornava e l'aspettavamo, ma non ha fatto il ritorno. È disorientato Alessandro Furlin. Suo padre Mirko è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 8 metri da un silos all'interno della cooperativa produttori di mais di San Martino di Venezia. Nella casa di Monselice, dove l'uomo viveva con la mamma, lo aspettavano ieri come tutte le sere, ma Mirko Furlin non vi farà più ritorno. Dipendente di una ditta di Piacenza d'Adige, con un compagno da qualche giorno stava eseguendo lavori di manutenzione nell'azienda. Era un operaio esperto, racconta il figlio. È sempre stato un lavoratore, ha sempre lavorato bene, sapeva il suo, era intelligente, niente da dire. Mi sembra strano che sia finito tutto così, d'improvviso. Mi sembra strano. Lui metteva su le grondaie e penso che ormai era il suo lavoro, ma non so cosa sia successo ieri, però è caduto, è scivolato, ha sbattuto la testa, si vede che o le imbracature non hanno tenuto bene o le corde, da quello che so, si è sfilata. Cosa sia accaduto intorno alle 14:30 di martedì 4 novembre lo stabilirà l'inchiesta aperta dalla Procura di Rovigo. Sul corpo del 47enne sarà eseguita l'autopsia che dovrà dare alcune prime risposte. Nel frattempo l'area dell'incidente è stata posta sotto sequestro. Una scia di dolore che sembra inarrestabile in Polesine. Era il 27 ottobre, una settimana fa, quando a perdere la vita, schiacciato da un macchinario nell'azienda dove lavorava Rosolina, è stato Luca Domenicale, 29 anni, di Taglio di Po. Per la sua morte sono indagate 3 persone, morti bianchi in crescita nell'ultimo anno. Se nel 2024, da gennaio a settembre, i morti sul lavoro sono stati 53, nello stesso periodo di quest'anno sono saliti a 87, donne e uomini che non faranno più ritorno dalle loro famiglie. Da qui la richiesta di un tavolo permanente fatta dai sindacati. Oltre che a un rapporto costante con le istituzioni, soprattutto con lo Spisa, ma non solo, insomma anche con le autorità giudiziarie, ci sia anche la volontà attraverso le controparti anche di cominciare ad investire sul lavoro di qualità, ripeto. O noi combattiamo la precarietà oppure questa scia di morte non terminerà mai.